Domenica 5 ottobre 2025 a Milies di Segusino c'è stata la commemorazione per i 150 anni della chiesetta di Milies dedicata a Maria Ausiliatrice, da sempre chiamata la Chiesetta degli Alpini. L'evento era organizzato dal gruppo Amici di Milies, del gruppo Alpini di Segusino, dalla parrocchia ed è stato patrocinato dal comune di Segusino. Alle ore 14:30 c'è stata la Santa Messa celebrata dal parroco di Segusino Don Gabriele Benvenu, mentre successivamente presso l'ostello Saint-Jory c'è stata la parte commemorativa, dove sono intervenuti il parroco Don Gabriele, Celeste Stramare, capogruppo degli Amici di Milies, Francesco Miotto, capogruppo degli Alpini di Segusino, Mariano Lio in qualità di appassionato di storia e di cultura locale, il quale ha ripercorso la storia della chiesetta fin da prima della sua costruzione nel 1875. Sono intervenuti inoltre l'architetto Mauro Gugel, direttore dei lavori di ristrutturazione e di restauro, ed infine il sindaco di Segusino Gloria Paulon. È la fine di un lungo percorso durato 12 anni, in cui davvero c'è stata la mobilitazione di forze di tutto il paese, associazioni, privati, alpini, aziende, ognuno davvero ha fatto la propria parte. Gli ultimi anni sono stati coordinati dal gruppo spontaneo Amici di Milies e da Celeste Stramare, che si è occupato di dirigere un po' i lavori, davvero un lavoro notevole con notevoli risorse trovate ed investite in questa chiesetta che è diventata un po' il simbolo non solo di Milies, di chi a Milies ci abita o chi Milies lo vive, ma di tutta la nostra comunità di Segusino. Davvero un fiore all'occhiello, un orgoglio per i segusinesi e un orgoglio per l'amministrazione comunale poter rappresentare una comunità così laboriosa e operativa. Con un impegno di forze e anche di denaro non indifferente, però visto che con l'aiuto di tutti quanti, messi tutti quanti insieme e dimostri di fare, i fondi si trovano. Adesso l'abbiamo restituita alla comunità come era nel 1875. Siamo orgogliosi e anche tutti quelli che hanno messo la loro manodopera per caso sotto le stellette quando devono essere orgogliosi di tutto quello che lasciano qui a Milies. Grazie ancora. La chiesetta di Maria Ausiliatrice è sempre stata legata agli Alpini. Sì, è stata legata fin dal 1972-73 e poi nel 75 è stato fatto il centenario dopo aver ripassato la copertura e messo il pavimento per terra, offerto tra l'altro da una famiglia di Milies in onore del figlio morto in un incidente. E dopo altri lavori, sistemazioni esterne, e dopo è stato posto anche un monumento a ricordo del centenario della chiesetta, un monumento con un cappello posto su una roccia, come a dire ci fermiamo a riposare, fatto da un scultore di Vadoliadene, Guido Gatto, e dopo più avanti, sempre avanti, ogni tanto qualche manutenzione fino a che non era neanche più possibile, perché per fare i lavori bisogna essere autorizzati e non più così volontariato, anche perché succede qualcosa. Siamo arrivati fino adesso che dopo ha preso in mano il discorso Celeste con gli abitanti di Milies e gruppo di Amici di Milies, e ha portato a compimento tutta l'iter ultimo con le belle arti, una cosa un po' complicata per gli alpini. E niente, così abbiamo finito. Adesso forse manca il sagrato esterno, che è ancora quello fatto dagli alpini nel 75-74, e dopo la chiesetta è visitabile e bella per tutti. I primi lavori di restauro sono iniziati con gli alpini, ma poi successivamente, quando i lavori sono diventati più impegnativi sia dal punto di vista tecnico che economico, si è appositamente formato il gruppo spontaneo Amici di Milies, capitanato da Celeste Stramare, con lo scopo di raccogliere fondi tramite vari eventi e di trovare sponsor privati che aiutassero a finanziare i lavori. Il gruppo Amici di Milies è nato per caso una sera al bar insieme a Citon, qua giù
diciamo il bar da Chino, ecco. Siamo nati perché volevamo fare qualcosa per Méliès, perché abbiamo iniziato, io e Mario, a mettere su delle rame di Natale, però dopo pian pianino sono aggiunti di altri, con l'aiuto anche, diciamo la verità, del sindaco Lio Guido, abbiamo cominciato a restaurare la chiesa. Certi sponsor, diciamo che si sono offerti loro di partecipare, certi sono andati a trovarli e hanno risposto tutti quanti vedendo quello che stavamo facendo. Come amici di Méliès non abbiamo fatto solo restaurare la chiesetta, perché abbiamo messo a posto il pozzo, sennò altrimenti crollava. Non c'è tanto, ma quelle foto ingrandite che abbiamo messo su per i muri qui a Méliès, vedo che tanti si fermano a guardarlo. Abbiamo dedicato a Stramae Raimondo questa piccola cosa qui in piazza, ma se non c'era lui, diciamo che non so che fotografia possa essere di Méliès. Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso, eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì. E abbiamo cominciato nel 2013 con la progettazione di restauro. E come sempre sono progetti che richiedono tempo e autorizzazioni. Conseguite le autorizzazioni della Curia, della Soprintendenza di Venezia e del Comune di Segusino, alla fine del 2013 finalmente abbiamo potuto cominciare i lavori. I lavori sono cominciati dal tetto, come sempre, si mette in sicurezza l'edificio dalle infiltrazioni d'acqua che erano numerose, avevano comportato molti danni appunto sia alle travi del tetto che al soffitto intonacato, con fenomeni di marcescenza. Abbiamo rifatto il tetto con consolidamento dei travi originali in legno e recupero dei coppi storici con qualche coppo nuovo sostituito, le grondaie e le impermeabilizzazioni, dando anche una ventilazione che consentiva di migliorare l'aspetto anche di asciuttezza del tetto. Successivamente nel 2015 abbiamo cominciato il restauro degli interni con il soffitto, e il soffitto poi ha dato delle interessanti scoperte, perché sotto 6 strati di pitture più o meno recenti è stata trovata la pittura storica ottocentesca che ci ha fatto scoprire numerosi affreschi, quello di Santa Lucia che è la patrona anche di Segusino, degli affreschi che rappresentano delle decorazioni floreali con dei putti angelici, l'intitolazione a Maria Ausiliatrice, dei tondi raffiguranti Sant'Antonio e una Madonna con bambino, quindi è il colore originale che poi è quello che vediamo ancora oggi, che era azzurro in onore della Madonna. Per cui abbiamo restaurato il soffitto e successivamente le pareti interne. Nel 2017 si è passati alla facciata. La facciata, anche quella, ha dato delle interessanti scoperte, perché abbiamo scoperto i colori originali, che non erano quelli che si presentavano, ma sono quelli che vediamo oggi, e anche una rappresentazione della Trinità sul frontone triangolare, l'occhio della provvidenza, un triangolo con un occhio al centro e dei raggi che partono dal triangolo. Ecco. L'ultimo intervento è stato quello del 2018-2019 con lo scavo tutto attorno alla chiesa, i drenaggi per asciugare e evitare le infiltrazioni d'acqua dal terreno. Durante la cerimonia è stato consegnato un riconoscimento a tutti coloro che negli anni si sono adoperati sia economicamente ma anche manualmente a portare a termine il lungo, faticoso e prezioso lavoro di restauro. È un pomeriggio davvero dove si raccolgono i frutti di tanto impegno, di tanti amici e le aziende che hanno contribuito, e siamo davvero contenti di essere arrivati al compimento, di aver riconsegnato non solo a Méliès ma all'intero paese e ai tanti turisti che ci passano ogni weekend questo gioiello. Il contribuire alla manutenzione del patrimonio è anche espressione di fede, perché dietro il fare c'è anche comunque sempre una dimensione spirituale. Poi ognuno trova
la sua misura, il suo stile, però è da cogliere segni, ecco, di fede anche elementare, anche in questi modi. La cerimonia si è conclusa in musica con il concerto del coro Valcavasia diretto dal maestro Sabino Toscan e per finire un immancabile momento conviviale e di festa. Un ringraziamento va al gruppo Amici di Milies, al gruppo Alpini, agli sponsor e a tutti i volontari che con tanti sforzi negli anni hanno fatto sì che la chiesetta Maria Ausiliatrice di Milies arrivasse rimessa a nuovo al traguardo dei suoi 150 anni di vita.